Risponde subito Samuel per l'1-1.
al momento del 5-3. Per il Q4 Padova 7-3 al servizio numero 62 Edoardo Sella. Faccio subito il time out chiesto da Sandro Nandi Piave in questo inizio di primo set che vede i ragazzi di Chioene avanti 7-3. Buona partenza per i ragazzi di ONE, il time out per provare a rompere il ritmo. Vedremo adesso se Sandro riuscirà a recuperare qualche punto. Sella al servizio.
6, mantiene ancora il turno in punta Zarabella. Termina out questa palla e quindi il punto per San Donato a Corcia 11-7. Ancora il servizio numero 74 Piazza. Velenoso il numero 74 15-7. Questa volta la palla non passa e quindi torna al punto Volley Team Club 15-8. Questa volta assegno il numero 62 Edoardo Sella, il capitano Sella assegno. Dalla seconda linea grande attacco su questa palla per il 16-9. Prova con il muro a trovare in posizione San Donato al punto di bene 17-9. Preciso su questa palla. Chiesto da San Donato Piave quando siamo sul 18-10 nel corso del primo set. E noi ricordiamo sempre la gallery fotografica, tutte le immagini più belle di questa finale
19 in battuta Lorenzo Sabatti. C'è invasione commessa da Padova, quindi ancora punto per Sandonan, 19-12. Quindi arriva al punto numero 13 per Sandonan, ora effettua un cambio il numero 11 Nicola Magnolo. Un poco out questa palla e quindi rientra subito in campo per Sandonan numero 7 Mattia Cavazzano. Dato al servizio si prepara Zaramella. Ancora un cambio, entra per Padova il numero 36 Jonas Caron, per il numero 64 Zaramella. Bello l'attacco per Leonardo Montagnier, Leonardo Vicente. Invasione commessa da Padova e quindi prova a recuperare il mandano ragazzi del Quality Club Sandonan di Piave, 22-15.
Padova avanti, un set a 0. Sempre grande spettacolo sugli spalti e noi mandiamo il saluto ai tifosi di Oene Padova! E li vediamo lì anche loro calorosissimi, i tifosi del Club Sant'Onà di Piave! Questa finale Under 15 maschile. E lo ricordiamo, a seguire un grande super classico nella categoria Under 19 maschile, la super sfida Oene Padova Volley Treviso in questo grande pomeriggio di sport qui a Zanè. E cogliamo ovviamente l'occasione per ringraziare lo staff e la società di casa del Volley di Zanè per l'organizzazione. Un bel applauso per il Volley di Zanè. Sant'Onà di Piave già in campo, mentre ancora le ultime indicazioni di coach Biasini, tutto pronto per l'inizio del secondo set in questa finale Under 15 che vede al momento Padova avanti per un set a 0. Il primo servizio sarà per il numero 6 Volley Club, Filippo Spettà.
Alessandro Manfrina per Santona.
out, l'attacco per Elia Chiozzo, 13-3 al servizio, Saramella. Il 16-3 c'è il cambio per Sandonai, entrato il numero 13 Samuele Balzarin. L'invasione ravvisata e quindi il punto Padova 17-4 al servizio numero 74 Chiozzo. Prova il capitano ad attaccare questa palla da termina out, 17-4 al servizio Samuele Balzarin, ma c'è intanto il cambio per Sandonai, entra con il numero 5 Noah Benevella, esce il numero 7 Mattia Tavazzano. Infrazione
arriva il 24-7 la possibilità di chiudere questo secondo parziale. Non ci sta per Satonai, annulla il primo set point con questo attacco del numero 9 Zabotti per il 24-8 ed è lui al servizio. C'è però errore, quindi si chiude questo secondo set 25-8 il vantaggio per 2-7-0. Chioene Padova in vantaggio. Al momento in questa finale regionale Under 15 Chioene Padova avanti 2-7-0. Lo ricordiamo ancora una volta a seguire la finale Under 19 Chioene Padova Volley Treviso.
per Sandro Navigale che costringe all'invasione e quindi un altro punto per provare a riuscire. Servizio vincente Niccolò Carrella, il capitano.
per Sandona, numero 13 Samuele Panzarina prende il posto del numero 8 il capitano Nicolò Barretta. 19-7. C'è l'infrazione presa alla riga di fondocampo e quindi il punto per Volley Club che effettua intanto un'altra sostituzione entra il numero 11 Nicolò Mattiolo per il numero 7 Mattia Cavazzano. Rientra in campo per Volley Club il numero 7 Cavazzano per Panzarina. Questa palla 22-11, pronto in battuta Biasi. Gol punto bene su questa opposizione sull'attacco che è il 22-12.